Decreto rilancio, Conte, intervento straordinario, premessa per la ripresa, governo al lavoro sulle riaperture, domani Consiglio dei Ministri. 5 Stelle, strada giusta, Zingaretti, rimettiamo in moto il paese, Salvini, penso ai disoccupati italiani, Berlusconi, misure in ritardo. Risorse a fondo perduto per le piccole imprese, cassa integrazione veloce, sostegni agli autonomi, congedi ed ecobonus. Le religioni unite in preghiera per chiedere la fine della pandemia. Il Papa, non dimentichiamo altre emergenze come fame e guerre. Torna a salire il numero dei decessi, soprattutto in Lombardia, ma c'è un positivo ogni 73 tamponi, rapporto al minimo. I negozi si organizzano per riaprire, regole nuove e spazi da ripensare, accessi contingentati, guanti e mascherine. 5 miliardi per turismo e cultura, fino a 500 euro a famiglia per vacanze in Italia. E il giusto riconoscimento, dice il ministro Franceschini, un modo per riscoprire le nostre bellezze. Buonasera dal TG1. Dopo l'approvazione del decreto rilancio da 55 miliardi di euro per il sostegno alle famiglie e all'economia, il governo è al lavoro sulla riapertura delle attività dal 18 maggio in poi. Misure ha spiegato